Non è dell'esame, conferma il sequestro di 49 milioni alla Lega, sono tranquillo, andiamo avanti, dice Salvini. Zaia, si vuole distruggere un partito, ma questo ci dà la carica, da re, sentenza politica. Guerra di nervi tra Casugale e l'associazione Treviso Marathon, il sindaco Conte assicura la maratona si farà, ma alle nostre condizioni, ci sono altre realtà pronte a subentrare, dire dagli organizzatori. Pronte a cedere le quote della società al Ministero dell'Interno, la risposta del numero 1 della società che gestisce il centro di accoglienza dell'ex caserma Serena dopo la revoca dei bandi e gare imposte dal Viminale alle prefetture. Il dramma di Genova sarà nei nostri cuori un monito indelebile e angoscioso, parla per la prima volta Gilberto Beretton, numero 1 di Atlantia che controlla autostrade, a 3 settimane dal crollo del Ponte Morandi. 3 nuovi casi di virus West Nile nella Marca trevigiana, sono anziani, più grave un 90enne, salgono a 11 casi nella provincia. Il tuffo ai Buranelli, i trevigiani si dividono tra chi parla di maleducazione dilagante e mancanza di valore e chi invece dal gesto isolato come di una goliardata. La storia di un 35enne che dalla nascita a causa di un trauma non poteva sorridere, grazie a un delicato intervento chirurgico i medici del Cafoncello gli hanno restituito proprio il sorriso. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e in primo piano c'è la sentenza che conferma il sequestro da 49 milioni di euro per la Lega. Le reazioni che rimbalzano da Roma al Veneto alla Marca. Riguarda il passato sono tranquillo, dice il segretario federale Matteo Salvini. Il segretario invece regionale da Re parla di sentenza politica, ma anche dice andiamo avanti e prepara la festa regionale della Lega proprio a Treviso. Guardi, è una vicenda del passato, spero che la Procura di Genova impegni il suo tempo sul disastro dell'autostrada. Sono assolutamente tranquillo, passo il mio tempo lavorando, stiamo passando notte e giorno per aumentare le espulsioni e allontanare migliaia di indesiderati ospiti da questo paese. È così che reagisce a caldo il leader del Carroccio, Matteo Salvini. La sentenza c'è, un macigno di 49 milioni che si abbatte sulle casse della forza di governo, ma lui non si sposta. Non mi turba minimamente, è un processo che riguarda fatti di 8, 9, 10, 11 anni fa, i processi alla storia non mi affascinano, se vogliono toglierci tutto, ci tolgano tutto, noi faremo politica tranquillamente, abbiamo gli italiani con noi. La Lega andrà avanti per la sua strada, probabilmente cambierà il codice fiscale, il nome rimane quello e noi andiamo avanti. Questa è una sentenza politica di un magistrato politico e noi continuiamo, d'altra parte è una sentenza contro Matteo Salvini e la forza della Lega che ha in questo momento. Nuovo statuto, soggetto politico e codice fiscale. Da Re conferma quanto aveva anticipato proprio ai nostri microfoni nei giorni scorsi. Il nome non cambia, come ribadito dal vice premier. C'era una legge a stabilire il dovuto come corrispettivo dei voti ricevuti tra il 2008 e il 2010. Se nella rendicontazione qualcuno ha sbagliato e il riferimento è a Belsito, Bossi e gli altri, paghino loro. Casomai la parte lesa doveva essere quella di Matteo Salvini nei confronti di chi aveva mal gestito il partito prima. Non lo si è fatto proprio per una riconoscenza politica ad Umberto Bossi, il padre fondatore. Intanto tutto confermato anche per la festa regionale che torna a Treviso per metà ottobre. Sabato e domenica invece inizierà da Roma la petizione popolare per sostenere l'azione del ministro dell'Interno, indagato per sequestro dei migranti. Ha parlato anche Zaia, anche il governatore Luca Zaia, del sequestro confermato di 49 milioni, una decisione che lascia sbigottiti. Ha detto Zaia, si vuole portare all'estinzione un partito semplicemente sulla base di un'ipotesi accusatoria tutta da dimostrare, c'è in ballo la democrazia e siamo ancora più motivati di prima ad andare avanti, nessuno ci fermerà. Il totale dissenso questo di Zaia alla decisione del Tribunale del riesame di Genova. Si vorrebbe applicare, ha detto, la legge con un approccio incredibilmente restrittivo. Abbiamo tutti i fondi bloccati sulla base di una semplice ipotesi, è molto più di prudenza verso una presunta parte lesa. A parlare di questo oggi inevitabilmente anche il primo cittadino di Treviso, Mario Conte. Sentiamolo.
È evidente che è un'azione politica nei confronti del nostro movimento, non ci spaventa perché noi siamo sempre stati un movimento che ha agito senza soldi, ma grazie al grande lavoro dei militanti, dei sostenitori che tutti i giorni si avvicinano alle persone comuni, nei bar, nelle piazze e lì noi svolgiamo la nostra azione politica, non la facciamo certo con i soldi, ci rimboccheremo le maniche, stringeremo i denti, ma sono convinto che anche questa azione contro il nostro segretario federale Matteo Salvini, attuale ministro degli interni, che con la sua azione sta disturbando molto, porterà comunque un vantaggio ancora al nostro movimento, perché continueremo a crescere, perché noi siamo l'unica espressione delle esigenze reali del popolo. Vedremo fra pochissimo ancora il sindaco Mario Conte nella guerra di nervi con gli organizzatori della Treviso Marathon. Prima però c'è da informarvi di alcuni allagamenti che si stanno verificando nella zona di Farra di Soligo. Il maltempo che è tornato, come era previsto peraltro, e ha colpito la zona soprattutto di Farra di Soligo. Ci sono in questo momento una decina di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti sia di strade che di alcuni scantinati. Dunque la zona più colpita è quella in questo momento, con appunto le richieste da parte dei cittadini ai vigili del fuoco. Vi terremo informati se ci sono evoluzioni di questa situazione oppure se resterà isolata alla zona più colpita. Dicevamo, guerra di nervi, Casugana da una parte, gli organizzatori della Treviso Marathon dall'altra. Dopo ieri l'annuncio dell'assessore allo sport Silvia Nizzetto, non c'è l'accordo, non si fa più Treviso Marathon. Oggi reazioni, anche una sorta di dietrofront, nel senso che Casugana dice si farà la corsa e c'è l'ira comunque degli organizzatori storici della Treviso Marathon. Sentiamo. Prima il sindaco. No, la maratona a Treviso si farà. Poi il presidente di Treviso Marathon. La Treviso Marathon si farà, questo è pacifico. Certo che ci sarà, ci mancherebbe altro, i politici non aspettano altro che fare la Treviso Marathon. Fermi tutti, Treviso Marathon si farà, in qualche modo, ma si farà. Eppure, mentre il countdown per il 16 marzo 2019 sul sito dell'associazione continua a girare, richiesero le frasi di ieri dell'assessore allo sport Silvia Nizzetto, che non lasciavano spazio a molti dubbi. Dunque, la spiegazione la dà il primo cittadino. Noi abbiamo posto delle condizioni che tengono conto delle esigenze dei partecipanti, degli organizzatori, della città. Quindi gli organizzatori disposti a organizzare la Treviso Marathon ce ne sono. Speriamo di poter ricucire con gli organizzatori della Treviso Marathon, ma una maratona a Treviso si può tranquillamente fare. Dunque, secondo Casugana, la maratona si farà, ma non si sa se con l'associazione Treviso Marathon. Il caso è servito soprattutto con un interlocutore infuriato. Dalla riunione del 29 agosto, dice Aldo Zanetti, eravamo rimasti d'accordo per 48 ore di tempo per riflettere. Poi l'amministrazione ha annunciato il no al passaggio in Piazza dei Signori e l'alternativa a Sant'Artemio, senza che noi ne sapessimo nulla. Il nodo attacca è proprio quello. Siamo ancora dell'avviso che quest'anno la nostra maratona non ha disturbato nessuno, nel senso che non abbiamo avuto proprio lamentele. Poi si incaponiscono su questa Piazza dei Signori, che mi dicono loro dove l'abbiamo occupata quest'anno Piazza dei Signori. Non abbiamo neanche occupato Piazza dei Signori noi, eravamo tutti in piazzale Burchelati. Mi devono spiegare per filo e per segno perché si deve andare fuori da Treviso. Mi risulta che il sindaco nel frattempo abbia pubblicato tutte le manifestazioni che si fanno in centro città. Guarda caso ce ne sono 3-4 di podistiche. Me lo deve anche spiegare a questo punto, se questi perché non disturbano. La soluzione partenza e arrivo da Sant'Artemio è quella migliore, secondo Casugana. Semplicemente ho esposto delle piccole regole di buon senso che non impediscono lo svolgimento della manifestazione, anzi secondo noi le migliorano. L'estrema ratio, ribatte Zanetti, ci poteva stare, ma ad altre condizioni. Lei sa benissimo che una maratona deve coinvolgere una città, perché comunque ha bisogno anche del sostegno del pubblico, e Sant'Artemio non è proprio il massimo sotto questo punto di vista. Resta per ora un grosso punto interrogativo, anche sentendo il tono delle risposte a distanza fra i due estremi. Il comune, se ha la decenza chiamarci di dire venite qui attorno a un tavolo che ne parliamo, io sono qua, non c'è nessun problema. Che vengano a fare delle proposte alternative, noi siamo disponibili. Diversamente ho già ricevuto 3 telefonate da organizzatori di eventi che sono disposti a prendere per mano la maratona di Treviso. E adesso la questione migranti, pronti a cedere le quote della società al Ministero dell'Interno. La risposta del numero 1 della società, Nova Facility, che gestisce il centro di accoglienza migranti, fra l'altro della ex Serena di Treviso, e che ha vinto anche il bando per Cona. Parole che arrivano dopo la revoca di bandi e gare imposta dal Viminale alle prefetture.
Faccio la proposta di girare le quote della mia azienda a costo zero all'ente pubblico che mi verrà indicato per continuare nel percorso già tracciato. All'interno della nostra azienda ci sono professionalità importanti, quindi riteniamo che possano essere al servizio dell'interesse pubblico senza trovare un compromesso su quelli che sono i servizi. Mittente della proposta la società che gestisce le strutture di accoglienza dell'ex caserma Serena a Treviso, dell'ex caserma Zanusso Oderzo e che ha vinto il bando per la gestione dell'hub di Cona. Destinatario il Viminale. È la risposta chiara alla lettera indirizzata ai prefetti dal Ministero dell'Interno, cioè la revoca di affidamenti e gare per i centri di accoglienza straordinaria. Siamo stanchi, dice Marinese, di essere accostati a mondi grigi e di sentir parlare di business dell'immigrazione. È allora che sia lo Stato a gestire l'azienda, ma nessun intento polemico. Secondo me il Ministro ha ragione, il nuovo decreto sicurezza che gli ho visto decantare, in molte parti mi trovo d'accordo, io non ho la tessera di un partito né dell'altro, io sono un tecnico, ritengo che la sua volontà di gestire l'accoglienza a costi certi si possa fare, a costi bassi si possa fare e si possa fare bene, pertanto avrei piacere di poter mettere a disposizione la realtà da noi creata, le professionalità in essa contenuti di un interesse pubblico, quindi eliminando ogni e qualsivoglia polemica. Tagliare i costi? Si può, ma serve l'esperienza di chi sul campo sa come muoversi. La nostra realtà già gestisce da anni a 27,85 € decurtati del pocket money, 25 euro, alcune strutture, tra cui la caserma Serena di Treviso. Non si è mai fatto un compromesso sui servizi. Noi riteniamo che il Ministro dell'Interno abbia ragione, che si possa fare accoglienza a 25 euro, che quindi noi l'abbiamo sempre fatta, vorremmo continuare a farla. I vaccini, ma non solo, ne ha parlato oggi il governatore Luca Zaia, ha parlato anche del rapporto con gli industriali e ovviamente, come dicevamo, dei vaccini dopo il dietrofront del governo che abbiamo anche raccontato ieri. Governo Lega Movimento 5 Stelle mai come in questo periodo nel mirino e non solo delle opposizioni. Che si tratti di vaccinazioni o di misure economiche, le scelte dell'esecutivo Conte non mancano di suscitare reazioni anche forti. È il caso degli industriali veneti che per bocca del loro presidente Matteo Zoppas si dicono pronti a scendere in piazza contro le politiche o i mancati provvedimenti a favore delle imprese, uno su tutti il decreto dignità. Ma il governatore Zaia invita a fare le valutazioni sull'operato del governo guardando i fatti. Rispondo con le parole del Presidente Boccia, che ha assolutamente sottolineato ad esempio le dichiarazioni del Vice Premier e il Ministro Salvini, che ha parlato appunto di nuova finanziaria, quindi nuova legge di stabilità e di attenzione al mondo delle imprese. Poi tutti i governi vengono valutati sul campo e dai fatti. Oggi siamo ancora in una fase preventiva, direi di attendere, anche perché poi la legge di stabilità darà anche, come si può dire, la direzione rispetto alle scelte che il governo farà per le imprese e per i cittadini. Altro tema caldo di questi giorni, quello delle vaccinazioni nella settimana che accompagna la ripresa delle elezioni. Ieri retromarcia del governo, cancellato l'emendamento che dava il via libera anche ai bimbi Novax negli istituti italiani e reintrodotta l'obbligatorietà della profilassi, autocertificazioni sufficienti ma con una scadenza, quella del 10 marzo. Sui vaccini dobbiamo dare certezza alle famiglie, per questo è intervenuto un nuovo emendamento che assorbe quello precedente ed estende il regime individuato come transitorio per consentire l'avviamento dell'anno scolastico, spiega il Premier Conte, che poi aggiunge: la materia richiede un intervento di sistema sul quale stiamo lavorando. Il governo ha scelto ovviamente di verificare le autocertificazioni e questo è un diritto che il governo giustamente ha esercitato. Ma la decisione del governo fa discutere ovviamente chi? I cosiddetti Novax, o meglio coloro che fanno parte del coordinamento per la libertà delle vaccinazioni. Non è per nulla stupito il presidente del coordinamento regionale Veneto per la libertà delle vaccinazioni, il dietrofront del governo che con un emendamento ha di fatto annullato quanto votato in Senato nel milleproroghe, cioè lo slittamento di un anno per l'allontanamento da scuola dei bambini non vaccinati, non è stato un fulmine a ciel sereno. Realmente noi ci aspettavamo questa cosa, specialmente dopo la dichiarazione del ministro attuale della sanità, ci aspettavamo che il Movimento 5 Stelle si comportasse così. Un presentimento che alla fine si è tramutato in una realtà che ad ogni buon conto pare non abbia trovato impreparate le famiglie a favore della libertà vaccinale.
Abbiamo detto loro di pensare alle alternative più classiche, babysitter, nonni, associazioni dedicate all'assistenza dei più piccini, spiega Donolato, che però aggiunge: speravano, purtroppo in Italia si spera spesso, è grave questo, speravano nelle promesse del Movimento 5 Stelle e della Lega. Il Movimento 5 Stelle ha tirato bidonate. Severo l'attacco al Movimento 5 Stelle, nei confronti del quale la fiducia di Corvelva vacilla anche in vista del deposito delle firme, 75.000 quelle raccolte in pochissimi mesi a sostegno di un progetto di legge di iniziativa popolare a sostegno della libertà vaccinale per l'abrogazione della legge Lorenzin. Dobbiamo consegnarle, sarà questione verso fine mese che andiamo a consegnarle agli uffici preposti e poi sicuramente in base a quello che aveva promesso sempre i 5 Stelle, che qualunque legge di iniziativa popolare verrà discussa, penso che sarà uno sforzo che abbiamo fatto per nulla e farà la stessa fine delle altre leggi di iniziativa popolare che non sono mai stati presi in considerazione. Ringraziamo sempre i 5 Stelle. Il crollo del ponte Morandi, un dramma che sarà nei nostri cuori come un monito indelebile e angoscioso. Le parole per la prima volta di Gilberto Benetton, numero 1 di Atlantia, che controlla, come sappiamo, autostrade, a 3 settimane dalla tragedia. Parla per la prima volta da quel 14 agosto che ha sconvolto l'Italia. Il dramma del crollo del ponte Morandi a Genova e lo shock che ha investito anche la nostra terra, patria della famiglia Benetton a capo di Atlantia, azionista con il 30% di autostrade. Quello che è successo per noi rimarrà un monito indelebile, terribile e per sempre angoscioso nei cuori, dice Gilberto Benetton dalle colonne del Corriere della Sera. Totale volontà di collaborazione con le istituzioni e le autorità ora impegnate nella ricerca della verità, aggiunge, il che significa trasparenza e completa assunzione delle eventuali responsabilità. È un Benetton profondamente colpito a raccontare quelle ore e i giorni immediatamente successivi. Quel silenzio subito dopo il dramma dalle nostre parti è considerato un segno di rispetto, dice. Preferisce non entrare nel dibattito ormai politico sull'intenzione di ritirare tutte le concessioni. Ricorda i 10 miliardi di investimenti in 10 anni sulla rete autostradale e il fatto che la società sia ormai player internazionale. Gilberto Benetton respinge però la definizione del vice premier Di Maio di rappresentare i prenditori italiani, non gli imprenditori. Ricorda il rischio corso dalle aziende negli investimenti, la crescita negli anni dopo le difficoltà di costruire una cordata che rilevasse le concessioni e il fatto che le condizioni economiche delle concessioni stesse, a dire il vero, siano molto simili a quelle degli operatori in tutto il resto del mondo. Intanto sono 20 gli indagati per il crollo del Morandi. Il ministro Toninelli svela le pressioni ricevute cui aveva fatto riferimento nei giorni scorsi. Sarebbero opera dell'Associazione dei Concessionari d'Italia, ma i tempi non corrispondono. C'è la cronaca, fra pochissimo però, dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta. Dunque la cronaca: avevano atteso che gli operai si allontanassero per mettere in atto il loro piano. 3 uomini di 22, 30 e 33 anni, tutti italiani, uno residente nel Monte Bellunese e gli altri 2 a Reggio Emilia, erano entrati in un'azienda di Quinto di Treviso e avevano caricato a bordo di un furgone diverse lastre di alluminio con circa 300 kg per un valore di 2.000 euro. Quando si sono resi conto del furto subito, gli operai hanno avvertito i carabinieri, che si sono messi sulle tracce dei 3. La loro fuga è durata appena un quarto d'ora, quando i militari li hanno intercettati a Montebellune. I malviventi sono stati denunciati e la rifortiva riconsegnata. E adesso i 3 nuovi casi del virus West Nile nella Marca trevigiana. Salgono a 11 le persone contagiate dal virus West Nile nella Marca trevigiana. 2 di queste purtroppo sono decedute. Nelle ultime ore si sono registrati 3 nuovi casi in provincia di Treviso. Ad essersi rivolti agli ospedali di Treviso e Castelfranco con i classici sintomi, febbre alta e mal di testa, 3 anziani, un 90enne di Ona di Fonte, un 76enne di Strana e un 69enne di Roncade. Le condizioni di questi ultimi 2 pazienti, rispettivamente ricoverati al San Camillo e al Cafoncello, sono in via di miglioramento e potrebbero essere dimessi già nei prossimi giorni. Preoccupa invece la situazione del 90enne ricoverato all'ospedale di Castelfranco. Sembra che l'anziano non soffrisse di patologie pregresse, ma l'età avanzata incide sul sistema immunitario. Intanto il servizio igiene dell'ULSS ha predisposto delle disinfestazioni straordinarie nelle aree intorno alle abitazioni dei pazienti. Torniamo a parlare adesso del tuffo ai Buranelli, così ormai è stato ribattezzato dopo che abbiamo mostrato queste immagini che hanno
fatto davvero il giro del web e non solo, un tuffo ai Buranelli alla ricerca sempre dei 3 ragazzi cosiddetti cafoni. I trevigiani intanto si dividono sul gesto, sentiamo. Avrà avuto caldo? C'è chi la butta sul ridere commentando quanto accaduto sabato notte ai Buranelli, dove un ragazzo si è spogliato e si è gettato in acqua sotto lo sguardo divertito di altri 2 amici. Le immagini, riprese con il cellulare da un residente, hanno suscitato indignazione e diverse proposte, dal DASPO urbano perché si comporta male e non rispetta la città al servizio civile. Anche l'assessore regionale al turismo Federico Canera aveva condannato comportamenti che qui, e come troppo spesso accade a Venezia, rischiano di esportare in Europa e nel mondo una brutta immagine delle nostre città. Ma secondo i trevigiani punizioni esemplari servono ben poco. Quello che si è perso, dicono, sono valori come l'educazione, il buonsenso e il rispetto che andrebbero riscoperti. C'è una certa maleducazione imperante ormai e quindi diciamo che la goliardia fa fare anche queste cose, bisogna vedere il limite anche che non vada superato. Ormai siamo forse un po' troppo liberi di fare qualsiasi cosa, bisognerebbe pensare, riflettere prima di buttarsi in un canale. Non è un comportamento che mi verrebbe mai in mente di fare. Rattristisce un po' perché ci sono dei ragazzi che si permettono di fare di tutto e di più. Non so la colpa di chi sia, non do colpa a nessuno, solo che sta andando un po' troppo oltre, insomma. Ma c'è anche chi minimizza e archivia l'episodio come una goliardata. È una pagliacciata, chiamiamola fra loro, e fine a se stesso. Se non hanno fatto male a nessuno, secondo me non hanno, si sono buttati in acqua, non è che hanno fatto. Cibo adesso, al via Talent for Food, una sorta di gara enogastronomica tra food blogger. Utilizzare i più moderni mezzi di comunicazione e marketing per far conoscere i prodotti dell'enogastronomia veneta al di fuori dei confini regionali. E quale modo migliore se non fare elaborare verdure, farine, formaggi e salumi dai food blogger delle regioni italiane. Eccellenze venete riviste e rielaborate in un piatto pugliese o magari ligure. Questo è l'obiettivo della seconda edizione di Talent for Food, un contest che coinvolge una ventina di aziende padovane e trevigiane pronte a consegnare i loro prodotti in un mystery box che verrà consegnato nelle mani di alcuni blogger selezionati che parteciperanno al talent. Con il paniere a disposizione dovranno creare piatti non solo buoni ma anche originali, postando poi foto o video sul web. La giuria selezionerà le migliori 3 ricette che il 23 novembre si sfideranno in una prova finale di cooking. L'agroalimentare è per sua natura un mondo che si rivolge al palato, agli occhi, al naso, ai 5 sensi delle persone, e quindi direi che i food blogger oggi rappresentano un'enfatizzazione di quella che è la qualità del prodotto, perché prendono il prodotto, lo trasformano, lo creano in meravigliose immagini, meravigliosi filmati. Fare cultura enogastronomica rivolgendosi al consumatore. L'interesse nostro come imprenditori è quello di comunicare quale può essere l'utilizzo migliore di prodotti tradizionali del nostro territorio, ma con ricette che possono essere ricette anche del sud Italia, della Lombardia o della Val d'Aosta. Ecco. Novità di quest'anno l'abbinamento dei piatti a delle bevande che non saranno necessariamente vini, ma anche birre, distillati o bibite alcoliche. Abbinarli a delle ricette che sono per noi ignote, perché saranno create da questa platea molto estesa, internazionale, che farà delle combinazioni sicuramente originali. In attesa di ricevere le creazioni dei food blogger in giro per lo stivale, Assindustria Veneto Centro guarda già l'edizione del prossimo anno, quando il paniere veneto potrebbe varcare i confini italiani. Il prossimo anno avremo un'idea, quello di andare anche al di fuori del territorio italiano, quindi non dico nei paesi tanto lontani, ma anche nei paesi limitrofi come la Svizzera, l'Austria, la Francia e la Spagna. Al via l'anno scolastico le scuole medie Stefanini di Treviso, come ogni anno. Ad accompagnare il rientro degli studenti in classe la cerimonia con l'alza bandiera
e i ragazzi che hanno intonato l'inno di Mameli, presenti i docenti, i genitori, naturalmente i rappresentanti dell'amministrazione comunale, in testa il sindaco Mario Conte. Un modo solenne per ufficializzare questo momento importante per gli studenti, hanno spiegato gli alpini che come ogni anno hanno presenziato alla cerimonia. Ritrovare, anzi sperimentare il sorriso per la prima volta a 35 anni è successo a un paziente dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Sorridere, un gesto che diamo per scontato, che a volte dimentichiamo persino di fare, talmente assorbiti dalla frenesia della quotidianità. Poi c'è chi, da quando è nato, non è mai riuscito ad inarcare le labbra, dando vita a questa espressione del volto. È quanto accaduto ad un 35enne che fino a ieri non ha mai potuto sorridere a causa di un trauma da parto che gli aveva prodotto un deficit irreversibile del nervo facciale. Poi, grazie ad una delicata operazione eseguita dai medici dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva del Cafoncello di Treviso, diretta dal dottor Giorgio Berna, per l'uomo è iniziata una nuova vita. L'intervento è durato 8 ore, 5 chirurghi contemporaneamente hanno portato a termine un trapianto di muscolo gracile innervato, un'operazione eseguita in pochissimi altri centri nazionali ed europei. Al paziente, ha spiegato il primario Giorgio Berna, è stato prelevato un muscolo dalla coscia ed è stato trasferito con tecnica microchirurgica ai vasi del volto, ad un nervo precedente prelevato dalla gamba e portato a ponte sopra il labbro per condurre l'impulso nervoso dalla parte sana destra alla parte malata. Al termine dell'intervento, ha continuato, il muscolo neotrapiantato ha cominciato a contrarsi, dando nuova vita alla parte del volto rimasta per 35 anni senza espressione. Berna ha anche sottolineato che nei pazienti con questo tipo di lesioni le conseguenze psicologiche sulla vita di relazione sono molto gravi, così come quelle sulla funzionalità oculare o su quella necessaria per bere o mangiare. Da 4 anni nell'ospedale trevigiano c'è un gruppo di medici dedicati a questa patologia. Tornare a sorridere è anche il nome di un gruppo di mutuo aiuto che si è costituito in collaborazione con il reparto per sostenere le persone affette da deficit del nervo facciale, sensibilizzare l'opinione pubblica e divulgare le conoscenze sulla patologia. Ora anche questo 35enne davanti ad una scena divertente o durante una festa in famiglia potrà sorridere. Charlie Chaplin diceva che un giorno senza sorriso è un giorno perso. Auguriamo al nostro amico, ha concluso il dottor Berna, di recuperare al più presto tutto il tempo perso. Auguri davvero. Adesso per parlarvi di 2010 che fra pochissimo vede come ospiti di Ferdinando Avarino, fra pochissimo, poco dopo del telegiornale, Luciano Sandonà, consigliere regionale della Lega, e Stefano Pelloni del Partito Democratico. I temi sul piatto non mancano, dal sequestro di 49 milioni della Lega al caso vaccini ai migranti. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Perturbazione atlantica, condizioni di maltempo sul nostro paese, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto un fronte perturbato impatta contro la nostra regione. Sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata sarà infatti molto instabile, con piogge e temporali piuttosto diffusi, localmente anche forti. Fenomeni in attenuazione comunque entro la nottata. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra 19 e 25 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà compromesso, con precipitazioni temporalesche diffuse un po' ovunque e localmente anche di moderata intensità. Andrà via via migliorando durante le ore notturne. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra 21 e 23 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, la perturbazione non risparmierà nemmeno la nostra regione, dove avremo temporali diffusi per tutta la giornata e localmente anche forti, ma anche in questo caso migliorerà entro le ore notturne. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 21 e 24 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.
Avacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.